con il segretario generale veneto della Fillea CGIL, Leonardo Zucchini. Segretario, purtroppo qui a Malo una settimana fa l'ultimo incidente mortale, è morto un lavoratore di un'azienda che stava realizzando il tunnel della Pedemontana Veneta. Purtroppo però l'anno scorso e quest'anno c'è stata un'escalation di incidenti mortali in generale, anche in Veneto, ma anche e soprattutto nel settore dell'edilizia. Sì, purtroppo il settore dell'edilizia conferma di essere sempre in cima alla tragica classifica dell'infortunistica e degli incidenti mortali. Il cantiere è sempre pericoloso. La giornata di oggi l'abbiamo dedicata a un cantiere particolare che è quello delle cave. Lapideo, c'è stato questo tragico incidente a Carrara per cui è crollata una parete di marmo addosso a 2 lavoratori e sono morti, altri 2 feriti. Questa è stata l'occasione che ci ha indotto a dichiarare oggi la giornata di sciopero in concomitanza con la giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, e oggi abbiamo ritenuto di fare noi un'iniziativa a carattere regionale qui a Malo, dove si è verificato, come diceva lei, l'ultimo episodio tragico di morte sul lavoro in un cantiere edile in questo caso, e abbiamo assunto, diciamo, la località a simbolo, non per entrare nel merito della vicenda specifica, ma a simbolo del fatto che c'è appunto pericolosità che permane nei posti di lavoro, soprattutto in cantieri edili. Un dato che citavo prima nella conferenza stampa era quello di dire che abbiamo perso negli anni della crisi 800.000 posti di lavoro, il che significa che si è dimezzato il settore, e nel Veneto il settore delle costruzioni si è dimezzato come nel resto dell'Italia. Ciò nonostante abbiamo un'incidenza di un numero diciamo di incidenti e di morti che sono pari a quelli del 2010, cioè di 6 anni fa, quando appunto la crisi era un po' all'inizio, diciamo, della sua massima espansione, insomma. Questo è un dato significativo, è un dato generale, però è un dato molto significativo sul fatto che si dimezza il settore e rimangono uguali i numeri degli incidenti e dei morti. Un appello, segretario, ai lavoratori, agli imprenditori, a tutti coloro che controllano e lavorano in questo mondo delle costruzioni, nel mondo lapideo, nel mondo delle imprese dell'edilizia. Sì, un appello molto serrato ai nostri lavoratori ad essere rigorosi nel rispetto delle regole e nel far rispettare le regole all'imprenditore, ed essere soprattutto loro molto attenti, essere pronti anche a subire, a fare, a praticare la formazione che serve per essere sicuri nel lavoro. L'altra parte, alle imprese, al sistema delle imprese, il fatto che le imprese devono imparare a rispettare le regole, e le imprese sane devono sapere che sono interessate a che le imprese un po' meno sane fanno un dumping negativo nei loro confronti, e quindi il sistema delle imprese che vuole fare i lavori in sicurezza è interessato a che tutte le imprese, anche quelle piccole, anche quelle che sfuggono, anche quelle che fanno un po' le furbe, rispettino le regole, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. Di questo ne abbiamo un bisogno estremo e i numeri lo stanno a dimostrare.